Ed eccomi tornata da un giretto, lo chiamerei quasi super giro, nel senso che mi sono fermata al parcheggio di Via del Lago per caricare il video, perché ieri ho provato e non c'era verso che si caricasse. Allora ho preferito portarmi dietro il computer questa mattina e prepararlo caricato, per cui quello è a posto. Poi sono passata dal tabacchino a fare le ricariche del cellulare, sono andata in pescheria a prendermi il pesce, a prendermi la verdura, sono andata a prendermi delle mascherine in farmacia, non so da voi, qui costano 1,90 € l'una. Ne ho prese 10 intanto, ci ho dato 19 euro più o meno. E poi mi sono fermata in un negozietto a prendere degli affettati, comunque adesso vi faccio vedere gli acquisti. Dalla pescheria ho preso il sugo già pronto, questo qui che loro lo chiamano sugo allo scoglio, e 2 fettine di tonno da fare alla piastra. Poi dal negozietto, quello lì che è un negozietto piccolo che vende alimentari, allora ho preso qui 2 affettati, uno è una mortadella e l'altro è lo speck. Yogurt, ho preso 2 confezioni di questo yogurt qui di Marrakesh, arancia e zenzero, perché volevo fare una torta allo yogurt, per cui sicuramente 2 yogurt penso di utilizzarli per questa torta. Ho preso le uova, ho preso uno sgrassatore con candeggina della Chantecler. Dopo ho visto questo lievito che mi ha un po' incuriosita, visto che si possono fare sia pizze, focacce che torte salate. Provo a guardare più della pizza, cioè la torta salata sarebbe l'ultima cosa per cui lo utilizzerei, però provare a sperimentare di fare la pizza e la focaccia forse ci potrei provare, sempre se ci riesco. Di qua la verdura, invece ho preso un sacchettino qui di verdurina fresca, poi questo non c'entra, un melone, di qua un meloncino, visto che è anche il primo che ho trovato, di qua i fagiolini, questi qui c'è la marea di scontrini, di qua le zucchine, ho preso le zucchine, gli asparagi, qui giusto una melanzana, una confezione di misto funghi, e mentre qui ho preso una vaschettina di pomodorini, questi qui, che dovrebbero essere il pacchino se non sbaglio, e per me sono quelli migliori, che hanno più gusto. E queste qui sono le 10 maschere che sono riuscita, io adesso avevo queste più chiare, sono riuscita a recuperare, intanto ne ho preso 10 perché sinceramente per me hanno un prezzo abbastanza elevato, visto che parlano di utilizzarne una al giorno. Su una settimana 2 uscite sicuramente me le faccio, per cui dovrei utilizzarne 2 a settimana, per cui intanto ne ho preso 10. Sto preparando la cena per questa sera, allora qui ho messo 4 uova sode nell'acqua che dovrebbe bollire un po' l'acqua, ma ho messo il gas talmente basso che si stanno cuocendo così lentamente. Di qua sto preparando gli asparagi a vapore, visto che gli asparagi non sono molti. Ho qui pronto anche il tonno che ho preso sempre questa mattina, allora non sapevo se ne facevo una fetta o entrambi, adesso vediamo quanta fame c'è. Di qua si sta cuocendo la torta allo yogurt. Allora, in questa torta ho guardato su internet torte allo yogurt e ho scelto quella con il peso a vasetti. Praticamente qui ci sono 2 vasetti di farina, 2 uova, un vasetto di yogurt normale, del burro che l'ho messo a caso, non saprei dirvi quanti grammi fossero, un vasetto di zucchero, aroma, mezza bustina di lievito e sale.
di aroma ho utilizzato questo qui alla vaniglia che che ho trovato alla Famila, è liquido e ne ho messo un cucchiaino. Mi sono cimentata nel fare la mia prima pizza, l'ho fatta con questo lievito istantaneo perché non ho trovato il lievito di birra e visto che c'è scritto pizze, focacce e torte salate ho deciso di provarci. Allora, qui ne ho già assaggiato un bel pezzettino, mi sembra che manchi un po' di sale, però come lievitazione il resto mi sembra qui di esserci anche. Allora, praticamente per fare questa ci ho messo 200 ml di acqua e 25 ml di olio. Prima ho messo i liquidi perché ho guardato la ricetta di fatto in casa di Benedetta. Se non sbaglio a dire il canale è questo. Però lei aveva utilizzato il lievito secco, lievito di birra secco. Io invece mi sono adeguata a questo. Allora, poi ci ho messo 250 grammi di farina, una bustina intera di questo lievito e un cucchiaino di zucchero e ho mischiato il tutto e anche un cucchiaino di sale. Più o meno era, qui c'è scritto nella ricetta mezzo cucchiaino di sale, mi sa che ne ho messo proprio mezzo, ma forse ne volevo un po' di più. Poi l'ho impastata, l'ho stesa, ho aspettato mezz'ora, ci ho messo del sale grosso sopra, il pomodoro, le zucchine, questa è scamorza e 2 sottilette e l'ho buttata in forno a 200 gradi per una quindicina di minuti e questo è il risultato della mia prima pizza. Allora, restando in tema di pranzo di oggi, pensavo di fare la pizza e un po' di verdura, mentre per questa sera c'ho qui il sugo di pesce, quello che vi ho fatto vedere che avevo preso. Nel frattempo, ordine da quella parte.
finito il forno, penso di farla partire mettendoci questo qui come detersivo. Poi per quanto riguarda un po' di posate, le ho lavate visto che qui le avevo quasi finite, e come vi sarete accorti io i piatti li lavo a mano perché la lavastoviglie la uso per tutto il resto, però i piatti e le posate li lavo a mano. Sono qui davanti al computer perché ho appena fatto un ordine da Sephora con le schermate nuove, perché sia sul sito sul computer che l'app sul cellulare hanno cambiato le impostazioni, la schermata, cioè hanno cambiato un po' tutto, sia il sito che l'app. Allora, per fortuna che ho fatto l'ordine, visto che c'era la dicitura di pagamenti anche in contrassegno, ho pensato, visto che non è la prima volta che Sephora accetta l'ordine e poi me lo annulla e devo aspettare anche 20 giorni prima che i soldi ritornino disponibili sulla carta, ho deciso è meglio che faccia con il contrassegno, per cui pago il corriere sempre se il pacco arriva. E mi è arrivata l'email di conferma dell'ordine, cioè non di conferma dell'ordine, che hanno ricevuto il mio ordine. Vi dico cosa c'è scritto su questa email, non ve lo giro perché sulla schermata del computer o mi esce l'indirizzo o mi esce il numero di ordine, per cui vi leggo quello che c'è scritto, quello è il punto che mi interessa che sappiate. Allora, ti ringraziamo dell'ordine numero. Allora, stiamo attualmente verificando la disponibilità dei prodotti per confermare il tuo ordine. Allora, praticamente, se avessi pagato con la carta, io adesso starei qui a non aver fatto un ordine che forse mi arriva, perché dopo aver ricevuto l'ordine verificano la disponibilità dei prodotti. Non è che ci sia un altro sistema, non lo so, se prima di me qualcun altro ha fatto l'ordine, toglie i prodotti e già si sa che quel prodotto è sold out, diciamo. No, ti avvertono già che stanno verificando la disponibilità dei prodotti. E poi c'è scritto: non appena l'ordine sarà pronto ti invieremo una email di conferma. Per cui adesso non so praticamente niente se il mio ordine ci sia o no, cioè l'ordine c'è, però non so se ci siano i prodotti oppure no. Io ringrazio che nel dubbio, perché volevo quasi quasi fare con la carta, perché per esempio il sito Pinalli in questo periodo non accetta pagamenti in contrassegno, almeno l'ultima volta che ho fatto un ordine circa 8-10 giorni fa che ho fatto un ordine da Pinalli, mi era proprio arrivata la dicitura solo pagamenti tramite carte di credito o PayPal o qualsiasi cosa, ma non contrassegno. Mentre qui da Sephora nelle opzioni di pagamento c'era anche il contrassegno. Io l'ho fatto per il fatto che non è la prima volta che faccio un ordine e poi il prodotto non c'è. Ma questa volta me l'hanno addirittura scritto che non sanno se i prodotti ci siano, e allora io ho solamente ringraziato di aver fatto questo ordine col pagamento in contrassegno. Se eventualmente mi viene annullato non ci rimetto niente, nel senso che non ci rimetto l'ansietà di stare lì ogni giorno a guardare se mi hanno messo dentro i soldi per una ventina di giorni. Poi per quanto riguarda, in teoria adesso non so se questa sera lo facciamo oppure no, però qui in Veneto hanno dato la possibilità che il take away funzioni. Praticamente se tu vuoi andarti a prendere il gelato, se vuoi andarti a prendere cibo da asporto, si può fare, certo mantenendo le distanze, guanti, mascherine, per cui è ancora da decidere, ma forse questa sera andremo va a prendere la pizza. Adesso vediamo se lo facciamo oppure no, non è niente di confermato. E un'altra cosa, poi mi è arrivata un'email che le profumerie Ethos, per cui chi è collegato al gruppo, cioè calma,
perché qui di profumerie collegate al gruppo Ethos ce ne sono 3 in totale qui nelle vicinanze. Una è a Castelfranco Veneto e sarebbe la profumeria mia. Altre 2 sono a Montebelluna e una è profumeria mia, una è Lulu, qualcosa del genere, ma sono sempre collegate al gruppo Ethos. E mi è arrivata un'email che le profumerie Ethos di Montebelluna, per cui non credo che c'entrino anche quelle di Castelfranco, ma poi non lo so, aprono per mezza giornata al mattino, dalle 9:30 a mezzogiorno e mezzo, solo il mattino, per cui è un sintomo di tentare di tornare verso la normalità. Io per il momento, cioè, ho in mente qualcosa da prendere, perché queste profumerie Ethos, specialmente quella di Montebelluna, che ce n'è una vicino alla chiesa, che tiene sia l'Ossitane che Estée Lauder, per cui, perché nei miei pensieri di acquisti c'è il siero notte dell'Ossitane e il siero notte di Estée Lauder, quello super famoso, però volevo prenderli via internet, però da Pinalli ho visto che il siero dell'Ossitana è sold out e non so se arrivi. Io l'ho messo nei prodotti, nella wish list di Pinalli, però non so se ritorni disponibili o cosa fanno, perché Pinalli, cioè non so se sia un difetto o cosa, tende a svuotarsi un po' di parecchi prodotti di un marchio e poi fa il restock, per cui non è proprio che... Non è che se manca un prodotto nel giro di 15-20 giorni tenti di solito, vi dico di solito, poi non so se adesso cambino politica, tendono sempre a svuotarsi del marchio, ad avere 2-3 prodotti, poi un giorno apri il sito e ti trovi una ventina di prodotti. Per cui non è molto bello come politica, perché se hai in mente di prendere un prodotto ti può passare anche 6 mesi, un anno prima che rifacciano il restock, perché se lo rifanno in base alla vendita degli altri prodotti del marchio è un po' faticosa la situazione. Comunque vi stavo dicendo che volevo andare a prendere questi 2 sieri e volevo provare ad andare a prendere in negozio, evitando di fare acquisti via internet, anche per fare qualche uscita, mettendomi logicamente la mascherina e i guanti, ma per cominciare ad avere sentori di normalità, perché a un certo punto non possiamo rimanere chiusi e non farci più vedere fuori. Come andiamo a fare la spesa, ci liberiamo anche di fare altre cose. Però adesso, cioè per il momento, nel senso che vi stavo dicendo che per il momento, visto che la situazione è appena stata decisa di fare così, non è che corri subito a prendere qualcosa, aspetti un attimino, aspettano che passino 8-10 giorni, poi se la situazione è così o ancora migliora o va verso ancora più miglioramento, nel senso che tengono aperto anche il pomeriggio, posso andare più tranquillamente a fare un giro a vedere se hanno i prodotti che cerco, anche perché sto aspettando di poter andare a Montebelluna, perché volevo fare un giro anche da Tigotà, perché la cosa principale che ho intenzione di prendere sono quelle ciabatte con la spugna, che hanno tipo spugna da asciugamano, e queste ciabatte sono quelle che porto di sera dopo fatta la doccia, e di solito ne ho sempre un paio di scorta, perché nell'utilizzarli, specialmente nella parte dove appoggio il tallone, mi si rompono, e sono arrivata all'ultimo paio e non ne ho più di scorta, per cui ho in mente di fare questo giro anche da Tigotà e recuperare queste ciabatte. Cambio di programma, vi faccio passare una foto della cena di questa sera. Niente pizza, ho fatto il finocchio con una zucchina, un po' di porno e mezzo dado e della pancetta, quella a cubetti che si trova al supermercato. Poi ho cucinato i wuster. Questa è la cena di questa sera. Adesso mi faccio la doccina. Prima però faccio un po' di scrub viso. Questa sera ho deciso di utilizzare questo qui di Bottega Verde, che è per pelli normali o miste, scrub viso tonificante.
Per questa sera ho preparato le melanzane fritte che le adoro. Io le pelo, metto un po' di sale circa per 20 minuti, mezz'ora, giusto perché esca un po' di acqua, tampono l'acqua che è uscita, le impano con uovo e pan grattato e poi le frigo in olio, buone buone buone. Poi di qua ho appena tolto dall'acqua i fagiolini e per finire mi sono anche preparata la crema al caffè. Le ho messe in queste ciotoline più piccole, per cui ne ho occupate due. Sono appena tornata dalla spesa, adesso ve la faccio vedere e vi dico che di questa spesa ci ho dato 90 euro, per cui diciamo sono tornata su un prezzo decente, diciamo che ci può stare. Allora, ho preso la carta igienica Scottonelle, ne ho di scorta, ma vi devo dire che questo era l'ultimo pacco della Scottonelle e l'ho preso proprio perché era l'ultimo pacco, perché circa un mese fa mi è successo che per 15 giorni non avevano carta igienica e non vorrei ritrovarmi nella stessa situazione, per cui ho preferito prenderlo, tanto non ha scadenza. Poi ho preso i panni Schiffer, questi qui, 4 uova. Qui ho preso un pollo allo spiedo. Poi vi faccio vedere che ce l'ho qui dentro il sacchetto. Vi faccio vedere come ho intenzione di mangiarlo. Ho preso anche una piantina di rosmarino, visto che in questo periodo a sagre non ci vado, per cui ho pensato che se un pezzo di carne lo cucino alla griglia, metterci una puntina di rosmarino giusto per cambiare odore e profumazione e anche per dare un po' di gusto mi è sembrata un'ottima idea, per cui l'ho preso. Di qua ho preso il pane per fare toast, ho preso questo qui della Moretti, che era anche quello che costava meno. Poi ho preso del marchio Selex, un ammorbidente, vi dico che non l'ho mai provato, non so come sia. Qui ho preso 3 pagnotte di pane. Poi della DMDC ne ho prese 2, per cui una è ancora dentro il sacchetto. Ho preso la vellutata di asparagi. Allora andiamo qui dentro. Allora, ho preso i tranci della pizza. Vi devo dire, l'altra volta avevo preso gli stessi tranci alla diavola, avevano dei pezzetti di salame tagliato e mi è piaciuta come impasto, per cui ho deciso di riprenderla e questa volta ho preso la classica margherita. Poi ho preso prosciutto cotto, una confezione di Lindor al latte, che nel banco dove vendono questi cioccolatini ne avevano di 3 tipi, questi al latte, quelli al pistacchio e una confezione di assortiti. Beh, questi erano quelli più venduti, che ce n'erano meno, perché ho deciso di fare un po' di scorta. Poi ho preso della Z, ne ho presi 2, uno white e beh, è qui in mezzo comunque. E allora ho preso la Z, quello con denti forti, protezione 24 ore. Il gelato, questo qui G7, vi devo dire che mi è piaciuto, l'ho ripreso anche al stesso gusto, variegato gianduia con pistacchi tostati, e vi devo dire che l'ho assaggiato ed è buono. Ho preso della Muller questo yogurt alla crema chantilly. Di qua ho preso un pezzetto di pancetta affumicata, una fetta più o meno del spessore di 1 centimetro. Ho ripreso la farina di farro, perché tra quella di farro e quella di Kamut questa costava meno, allora ho detto beh, prendiamo questo visto che per me è lo stesso. E poi il stracchino qui di nonno Nanni, ed ecco qui l'altra zuppetta sempre di asparagi. Ho ripreso i Kinder Pinguì, questi qui alla ciliegia, perché vi devo dire che io li ho trovati buoni. Una confezione di zucchero semolato classico,
una confezione di cantucci e sapori. Li ho presi anche la scorsa spesa, ho aperto la confezione e mi sono piaciuti, per cui li ho ripresi. Un gel igienizzante mani della Mucchina, un sapone mani, questo qui Selex Equa Volgente, non l'ho mai provato, lo devo provare. Ed ecco qui la mia idea, mi è venuta l'idea di mangiare i panini da fast food. Allora mi sono presa il pane, questo qui semini di sesamo, e questa era l'unica marca che aveva i semini, perché poi c'erano altre marche, però non avevano i semini di sesamo nel pane, per cui ho preso questo. Per cui praticamente io questa sera vorrei nel mio piatto, perché non so se a Davide potrebbe piacere l'idea, prendere questo pollo, tagliuzzarlo, scaldare aprire il pane a metà, scaldarlo e al centro metterci il pollo con un po' di maionese o una sottiletta. Questa è la mia idea. Allora, qui ho ripreso dell'Eridiana zucchero di canna. Visto che c'erano, ho preso il pan di stelle biscus crema, un'altra confezione di zucchero, questo è Selex bio zucchero di canna. Qui, che me l'ha incartocciato, c'è una confezione di mozzarelline di bufala, una confezione piccola di burro, i guanti per lavare i piatti, perché più o meno mi durano una ventina di giorni o anche un mese, dipende dal marchio, non so da cosa, perché qualcuno mi si rompe più facilmente, qualcun altro invece mi dura di più, per cui ho deciso di riprenderli. Un'altra confezione di marmellata, questa è la ciliegia, quella zuccherata che mi piace di più, un salamino berretta. Ecco qui l'altro dentifricio, questo qui ho preso la Z White. Polpa di pomodoro, ho provato a prendere questo della Selex. Vi devo dire che per il sugo di pomodoro mi manca veramente molto il mercato agricolo. Ne ho ancora 2 confezioni o 3 che avevo preso al mercato agricolo, le tengo come una reliquia, come un tesoro, e lo utilizzo proprio quando non ce la faccio più ad utilizzare questi qui da supermercato, perché secondo me il gusto è diverso. Poi, visto che c'era, ho preso il lievito di birra, non so se lo utilizzerò o cosa, però mi sembra che la scadenza sia nel 2021 ad ottobre, per cui, visto che in questo periodo non c'era veramente la possibilità di recuperarlo, l'ho visto, ho deciso, beh, lo prendo e lo tengo come scorta. E per finire ho preso questa confezione di prosciutto, che è quel prosciutto che resiste di più, perché di solito questi affettati che prendo così nel giro di 2-3 giorni, ma proprio devono essere utilizzati perché cambiano sapore, mentre questi confezionati così mi durano di più. Mi sono messa la mascherina, spero che mi sentiate, poi me la tolgo. Era giusto per farvi vedere questo modello di mascherina che l'ho trovato in farmacia ed è quello che mi trovo meglio, perché riesco qui a piegare bene le alette qui ed avere gli occhi più liberi, perché altre mascherine mi stanno alte su questo punto e ho problemi guardo giù, mi vedo la mascherina che mi dà problemi, diciamo, mentre questa qui è l'unica che sono riuscita a trovare con questa forma. Le ho prese in farmacia, vi dico che però le ho pagate 1,90 € l'una, per cui diciamo che ha il suo prezzo, però di per sé rispetto ad altre che ne ho provate, ne ho ordinate anche su Amazon, ma non so se dovrebbero arrivare a giugno, se mi arrivano. Non ho speso neanche tanto, perché ne ho prese di 2 tipi, una
Su una ho speso 17 euro, sull'altra ne ho spesi 10, per cui in totale sarebbero 37 euro che sono in giro con le mascherine, ma io spero che mi arrivino, ma non lo so. Comunque nel frattempo ho trovato queste qui, a parte il prezzo che lo trovo alto, però le trovo anche fatte bene, perché di per sé dovrebbero essere usa e getta. Io, per essere andata solo a fare la spesa, le utilizzo 2 o 3 volte, non sto lì a gettarle via direttamente, ve lo dico chiaro e tondo, perché se ogni volta che esco devo gettare via un oggetto da quasi 2 euro, perché per 10 centesimi arriverei a 2 euro, non lo faccio. Tanto la uso solo che io, tra me e Davide le teniamo divise, quelle che utilizza lui e quelle che utilizzo io, però le riutilizziamo per varie uscite finché non cominciano ad avere problemi, che sono un po' rovinate. Ok, io adesso per questo vlog vi saluto qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!